Era il 1998, via libera al sistema ferroviario metropolitano che il Veneto sta ancora aspettando. Tra ritardi e disagi continua la dura vita del pendolare. Ieri la Regione ha approvato il progetto esecutivo del sistema ferroviario metropolitano regionale, ovvero le 6 tratte di ferrovia metropolitana che dovranno collegare Venezia, Mestre, Padova, Castelfranco, Treviso e Quarto d'Altino. 1 ottobre 1998, il giorno del via libera al sistema ferroviario metropolitano regionale. Sono passati 14 anni e dai pendolari l'SFMR viene ormai ritenuto un mito, quasi una leggenda. Quello che avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello del servizio di trasporto pubblico, una grande rete interconnessa, un vero sistema circolatorio per portare il Veneto al livello delle altre grandi aree urbane d'Europa. Ma dopo 15 anni la situazione è ben diversa. A Santa Lucia arriverà con 65 minuti di ritardo. Nei giorni scorsi la protesta di Legambiente a Padova, il sistema ferroviario definito degno dei Flintstone della preistoria, altro che Europa. Magari si pagano di più, per esempio in Inghilterra, però se ci sono dei ritardi vengono rimborsati immediatamente, invece qui noi paghiamo sempre di più e abbiamo sempre meno. Terzo mondo. Ieri parlavo con un signore che viene dalla Cina e mi diceva che è rimasto stupito dei ritardi dei treni italiani, perché in Cina i treni sono sempre puntuali e viaggiano a 320 km all'ora. Qui gli ho detto facciamo i 90 al massimo. Basta salire su uno dei treni regionali per studenti e lavoratori. La situazione è sempre la stessa. Causa inconvenienti tecnici al materiale rotabile, questo treno viaggia con un ritardo di circa 10 minuti. Ci sono ritardi anche di 50 minuti per le tratte, soprattutto per Venezia-Santa Lucia. Le carrozze in inverno o sono troppo calde o sono troppo fredde. Ritardi anche talvolta ingiustificati. Quindi un servizio veramente penoso. Non ci si può affidare? Assolutamente no. Non c'è davvero nessuno che giudica il servizio soddisfacente. Tra i pendolari ormai non c'è quasi più rabbia, ma solo rassegnazione. I prezzi non sarebbero neanche mali, però il problema è che il servizio che è scadente. Se uno deve andare al lavoro poi arriva in ritardo, ha un mucchio di problemi. Insomma. Pendolare Veneto, il tuo treno era in ritardo? Magari sporco, senza il bagno? Oppure è saltata la corsa? Benvenuto nella preistoria del trasporto pubblico, benvenuto nelle realtà dei pendolari veneti. La regione che investe il 93% delle proprie risorse in strade e autostrade e dimentica i pendolari ferroviari. Il Veneto, è l'accusa, investe quasi esclusivamente per le strade, mentre i pendolari vengono dimenticati. Proprio quando con il costo della benzina alle stelle e la crisi che taglia i redditi, muovere l'auto sta diventando un lusso. Io lo prendo da circa 2 mesi, un mese e mezzo, 2 mesi, regolarmente tutti i giorni ed è una cosa terrificante. È stato costretto a prendere il treno? No, l'ho scelto perché non voglio usare la macchina, però ti fa venire voglia di riprenderla perché arriva sempre in ritardo di 10-15 minuti, a volte anche di più. E così in stazione i treni vengono presi d'assalto, mentre i tabelloni elettronici segnalano i soliti ritardi e le normali cancellazioni. Quelli che funzionano sempre invece sono i televisori con la pubblicità. Casi sordociechi, perfino io non esisto, ma loro sì, loro esistono. Lo Stato ha progressivamente tagliato i fondi per le ferrovie, ma mentre regioni vicine puntano sul trasporto su rotaia, accusa Legambiente, il Veneto fa esattamente il contrario. L'Emilia-Romagna investe 116 milioni nel 2012 per il trasporto regionale, il Veneto ne investe semplicemente 30, cioè 4 volte di meno. Per il materiale rotabile la stessa cosa, è uguale, 6 volte l'Emilia-Romagna, 36 milioni, 6 volte del Veneto, 6 milioni. Evidentemente così non può andare, serve un cambio, una rottura col passato. Dietro a questi disagi, suggerisce un viaggiatore, c'è una logica del tutto sbagliata, quella della privatizzazione dei servizi pubblici. Con la scusa che tutto diventa società per azioni, si bada esclusivamente al guadagno e ai tagli per non compromettere eccessivamente il guadagno. Il servizio è l'ultimo della ruota alla fine. Ma ormai siamo alla fine dei disagi, promette l'assessore alla mobilità Chisso. Entro il prossimo anno arriveranno 25 nuovi treni e l'orario cadenzato. Ormai i lavori sono finiti, voi vedete qui i treni sono cominciati ad arrivare, la fornitura comincia ad arrivare, si concluderà per il totale di 24 a dicembre del prossimo anno. A giugno cominceremo con il cadenzamento dei treni e quindi i primi risultati veri, quelli che si vedono per la nostra gente, saranno a partire da giugno.
Ma intanto per i pendolari la situazione è sempre più critica, ormai dei treni non ci si può proprio più fidare. Tutti i vizi in origine del servizio rimangono: il sovraffollamento, una scarsa qualità a bordo e a terra, l'aumento del prezzo dei biglietti fatto nel 2011, 27 treni tagliati in particolar modo per le aree più disagiate come la montagna e la provincia di Rovigo, quindi avremo bisogno di un ridisegno della rete e mettere finalmente in campo il servizio ferroviario metropolitano regionale. A partire dal giugno 2013, assicura l'assessore Chisso, a quasi 15 anni da quel lontano 1 ottobre 1998, il servizio potrebbe iniziare a diventare operativo. Altri 6 mesi promette. Staremo a vedere.